Eder. Mac. Pallister. Qualcuno mi dice, ma hai cambiato idea sulla innocenza di Gabriella? La risposta è no, perché per ciò che noi sappiamo lei non ha un movente e per hobby non si uccide. Di solito nemmeno i serial killer uccidono per gioco. Secondo ciò che in questi anni è emerso il movente lo hanno in pochi. Sebastiano in realtà ne ha due. Lui narcisista per eccellenza non può accettare l'abbandono. Non può accettare che a lui sia preferito un altro uomo e non può accettare soprattutto di perdere una lauta pensione. Se Liliana lo lascerà lui sarà solo, se lo farà da morta sarà solo ma gli resterà la pensione, se lei lo farà da viva perderà anche quella. A cascata le entrate di Liliana sarebbero poi ricadute per eredità su una persona precisa ovvero il figlio di Sebastiano, appunto suo erede che spesso, come è emerso dalle site chiedeva loro soldi. Il mistero in questo caso regna sui veri rapporti tra padre e figlio, rapporti prima di Natale compromessi a dire di Sebastiano. Vivissimi invece a dire di alcuni testimoni che li avrebbero visti anche in quel periodo a cena insieme. Claudio Sterpin, anche lui narcisista e col vizio di farsi chiamare al telefono più che chiamare lui, difficilmente avrebbe fatto del male a Liliana, lei era rientrata insperatamente nella sua vita. Lui la viveva senza nessuna pretesa, e poi c'è zio Fulvio, invaghito da sempre di Lily. Dalla personalità ambigua, avrebbe mai potuto accettare che se Liliana avesse lasciato il marito non fosse stato per andare da lui? Forse no, tuttavia questo non sembra un movente sufficientemente forte, da solo, per pianificare un'azione solitaria. Per quello che ci è noto sapere nessun altro ha moventi validi, a partire da Sergio che dalla morte della sorella avrebbe avuto solo da perdere, come del resto è stato. Col senno di poi che ha beneficiato economicamente dalla scomparsa di Liliana è sotto gli occhi di tutti. Ogni tanto la gente scopre l'acqua calda e mi viene a riferire cose che questo canale aveva già portato alla luce negli anni scorsi. Riprendiamo ancora una volta l'incredibile connessione tra Trieste e la Sicilia. Antonio Sfameni si trova a Mazzara del Vallo quando sparisce Denise Pipitone e sarà accusato dalla mia cara amica Maria Angioni, insieme alla quale abbiamo fondato l'associazione I Bimbi Scomparsi nel Cuore, di aver compromesso le indagini per via di una fuga di notizia in relazione a informazioni rivelate alla moglie Stefania Letterato. A settembre del 2021 Sfameni sarà trasferito a Trieste e sarà protagonista dei primi passi della indagine su Liliana Resinovic salvo poi, indicativamente verso febbraio 2022, essere trasferito a Catania. E da Catania una lavanderia, stranamente sempre chiusa e poi fallita, chiamerà Sebastiano più di una volta. È una pura coincidenza naturalmente, ma è anche un dato oggettivo. Altra connessione, con la storia di Denise, il famoso ex marito di Giacomo Maggio, Dassaro, quello che a un certo punto confessa che Denise è stata uccisa salvo poi ritrattare. Quello che qualche mese fa era evaso da un carcere del Veneto. Mi ero occupato con un video dell'abitazione che costui aveva avuto a Palermo perché trovandosi davanti all'aeroporto Bocca di Falco sarebbe stata strategica per portare rapidamente via Denise dalla Sicilia. La coincidenza con Trieste anche qui è incredibile, è proprio un Dassaro da Palermo a fare le strane telefonate a Sebastiano la notte prima del ritrovamento. La colpa di ciò se la assumerà un quindicenne che porta quel cognome, ma noi in realtà non possiamo sapere chi stesse chiamando davvero Sebastiano quella notte e perché. Sfameni, Dassaro, Catania, la Sicilia, Eder, le coincidenze sono davvero tante. Il mare di Trieste non è mai sembrato così simile a quello di Mondello come nei giorni della scomparsa di Lilly. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.